e si rappresentava il sesso maschile e il sesso femminile. Proprio il sesso maschile e il sesso. Il femminile c'era due. C'era nel museo. Ah, nel museo. Ma siete stati al museo? No. Pare che il museo pare che sia anche più importante di quello di Villanova Foro. Ma dov'è questo museo? Qui sul stai poi. È una cosa meravigliosa, ragazzi. Là, guarda. Ma l'hai visto quell'albero come si mantiene là in equilibrio? Là, guarda a destra quell'albero come si mantiene in equilibrio. Guarda, qui il pozzo c'è le gradinate, sicuramente voi a Barumini ci siete stati più di una volta. A me mi sembra, dico sempre, guarda, lì c'è lo stesso muratore. Davvero, guarda il pozzo. Poi c'è, qui c'è, io ho conosciuto acqua, buttando che dice non c'è acqua in Sardegna, da agosto, uscendo l'acqua, adesso pare che ci sia una pompa buttando fuori lì per dire non andarci qualcuno e morire dentro, come a me mi è capitato un bambino. Là, adesso qui c'è la galleria che va dentro al pozzo, che è un pozzo dentro. Bene, allora mi sa che a questo punto abbiamo visto la piazza principale, abbiamo visto la chiesa, cosa altro possiamo vedere? Al museo potete andare. E dov'è il museo? Il museo è così, su quella strada che vi ho fatto. Andiamo al museo, ciao ragazzi, andiamo al museo, veloce Ugo. Quando ci abbiamo ancora? Vai. Ce n'è tempo? Ma guarda che carina sta casetta. È bellissimo ragazzi, qua sembra proprio... Era chiamato questo pozzo? Come era chiamato? Punta Donzo, Pozzo dei Dolori. Pozzo dei Dolori. Infatti siamo nella zona della cura dei dolori. Della cura dei dolori, speriamo che si togli questo torcicollo che tengo io stamattina. Grazie caro, sì facciamo manovra. Fate manovra. È incredibile. Comunque bisogna dire la verità, ci sono dei posti favolosi. Guardate se questo non sembra tratto da un film, questo, vero? Cioè sembra tratto da un film, è roba da pazzi proprio. Veramente incredibile. Adesso io devo fare inversione. Il fischio aumenta? Sta finendo a benzina, te l'ho già detto, ma ci sarà un distributore. Comunque io devo ringraziare veramente tutti i paesi che ci stanno accogliendo veramente in maniera fantastica. L'affetto che ci stanno dimostrando è veramente incredibile. Salutiamola là, saluta tutta la cricca. È veramente incredibile l'affetto che stai facendo? L'affetto che ci stanno dimostrando queste persone. Io ne approfitto di qualche sms. No, mandiamo la pubblicità, approfittiamone. Allora, pubblicità. Siamo tornati. Siamo tornati. Ciao, sono Eleonora di San Rocco. Ho 9 anni, mi piace molto la vostra sigla finale e siete molto simpatici. Vorrei salutare tutte le mie compagne e compagni della terza C. Fatto, ciao cara! Intanto qui i messaggi arrivano a raffica, vi ricordo che il numero del nostro sms è lì, segnato sullo schermo. Mandate, poi dovete avere pazienza perché ragazzi, un po' li leggo dal cellulare e un po' li leggo da quelli che abbiamo già trascritto prima, quindi vi sapete che domani leggo quelli dei fogli, va bene Ugo? Va bene. Vedi un po' a destra com'è la situazione, vado. Vai. Allora, stiamo andando... che devo fare qua? Ah, io devo girare. Ah, museo archeologico. Ma bello. Sta finendo la benzina. Leggo un altro sms? Uno, lo posso leggere uno? Vai, leggi. Allora, ci sono... Ci sono. Io non lo capisco questo sms. Però mandatemi sms che si capiscono. Che c'è? Ciao simpaticissimi, quando venite a Dolianova vi aspettiamo. Ciao a Ugo, ma quando ti fai vedere? Ecco, adesso ci fermiamo un attimo, ecco. E andiamo a vedere il museo. Sta finendo la benzina. Guarda che il vetro sale più lento, l'hai visto? No, è tale quale. Il vetro sta salendo più lento perché tu ti stai sedendo sopra. Ma qual è tale e quale? Ah, questa è la chiesa comunque dovrebbe essere di Sant'Antonio, giusto? La chiesa di Sant'Antonio? No. Ah, Beata Vergine Assunta. Parrocchiale. È bellissimo, guardate che qua siamo in posti meravigliosi ragazzi. Mi ricordo che siamo a Sardara, buongiorno. Buongiorno. Ci hanno parlato tanto bene di questo museo? Del sindaco? No. Per fortuna.
Allora, ci hanno parlato così bene di questo museo. Cosa c'è di così bello in questo museo da vedere? Allora, però, se dovete riprendere le autorizzazioni, non c'è. No, noi non ne abbiamo. Allora potete riprendere solo la parte della mostra egiziana. Ah, perché l'altro che bisogna chiedere? Alla soprintendenza, dovete avere autorizzazioni, quindi io non vi posso. Ah, mentre questo si può vedere? Sì, questo sì. E lei quello che non possiamo vedere ce lo dice a voce? Alcune cose posso. No, quello che non possiamo vedere noi ce lo dice a voce lei, Sì. senza che le vediamo. Accendi la mostra. Capito? Sì. Allora. Lo dica che ci abbiamo detto che ce l'ha. Ah, andiamo. Allora qui siamo nel Museo Archeologico di Sardara, giusto? Sì, Museo Archeologico di Sardara, Villa Abbas. Qui abbiamo la riproduzione della tomba di Cain Merit, originale esposta al Museo Egizio di Torino, che è una riproduzione, quindi sono una mostra itinerante che per il momento sta portando abbastanza visitatori quindi al museo. Bellissimo. Questo sarebbe proprio... Vabbè, questa è la riproduzione un po' del sarcofago. Certo. Quindi perché come mai questo collegamento egizio? Vabbè, il Museo Egizio di Torino non aveva ancora il percorso per i non vedenti, siccome il Museo di Sardara è uno dei pochi in Italia ad avere un percorso anche per i non vedenti, quindi questo è molto importante. Quindi Infatti, praticamente sì, i non vedenti quindi possono... toccando gli oggetti, quindi attraverso anche le iscrizioni in braille possono... Ah, ecco, facciamolo vedere. Sì. Cioè, praticamente questo è per appunto i non vedenti, che loro praticamente seguendo con le dita della mano con i polpastrelli riescono a leggere quello che c'è scritto. Bravi, complimenti, questo vi fa onore, molto bene. Qui vediamo ancora, c'è ancora altro. Ah, dimmi. Veloce. Lo so, stavo finendo la puntata. Qui ci sono... Questo è lo stesso, è riproduzione sempre di non vedenti, questi sono gli ostrach. Sono, diciamo, questa è una Loro parte... possono toccare così... Vabbè, qui sono delle... come si dice, ci sono dei rilievi, Sono dei rilievi, però questo è legato un po' alle scritture egiziane, Ah, quindi beh, loro certo, scrivevano anche negli ostrach, ecco. ostrach come... E poi, siccome ormai sta per finire la puntata, mi può ricordare cos'altro c'è in questo museo archeologico di Sardara? Di cosa si Abbiamo può passare? Sì, però non si può filmare. Allora ritorniamo indietro. Vabbè, qui abbiamo dei materiali che Riusciamo fanno... nella piazza. Sì, andiamo nella piazza. Andiamo. Lei continui. Abbiamo dei materiali archeologici che fanno riferimento dal periodo pre-nuragico fino al periodo medievale. Qui abbiamo una sezione medievale bellissima, una delle poche in Sardegna, però anche il materiale fa riferimento sia al territorio di Sardara, 18ª comunità montana del Monte Linas, e località che si affacciano sulla 131 fino a San Sperate. Quindi diciamo che anche oggi abbiamo conosciuto un altro paese con delle caratteristiche, delle novità veramente molto ma molto belle. Sardara ci ha accolto benissimo, come tutti gli altri paesi d'altronde dove stiamo andando, e questo ci fa solo piacere. Mo dopo Sardara, sulla 131, che paese ci sarà? E dipende dove dovete andare voi. Sempre verso Sassari. Verso Sassari adesso c'è Mogoro. Mogoro. Sì. Ed è proprio sulla 131? E no, dovete... No, noi dobbiamo prendere prendiamo i paesi della 131, cioè uno gira e subito entra. Uras. Quindi c'è Uras. Sì. Allora domani vuol dire che siamo a Uras. Sempre se la macchina ci porta fino là perché è finita la benzina. È finita la benzina. Avete benzina? Ma che te non ha benzina, fu benzinaio e fa? Ma non dice le fessari per piacere. Ma si mette a fare il benzinaio, si mette a fare. Lei è il signor? Giuseppe Garau. Signor Giuseppe Garau, grazie. Arrivederci. Mi saluti gli amici di Sardara. Sta finendo la puntata. Ho tempo per leggere un SMS o no? Se ce l'hai qua, sì. Sì, ce l'ho qua. Eccolo qua, lo leggo immediatamente. Continuate a mandare SMS, noi li stiamo leggendo, come ben potete vedere. Io questo non riesco a leggerlo, poi dopo lo tradurrò. Allora, ciao Gennaro, siamo un gruppo di ragazze che lavorano alla Ferrero in Germania. Ti guardiamo ogni sera, un saluto dalle ragazze del primo piano. Un saluto a voi e buon lavoro. È finita la puntata di Sardara, siamo ormai agli sgoccioli, stanno rifacendo il campanile, quindi questa piazza sarà ancora più bella di quella che già vedete. Grazie a tutti dell'accoglienza che ci state facendo in ogni paese che stiamo visitando. Ci vediamo domani, arrivederci. Quanti gradi ci sono? 500.